benvenuti. Oggi diamo uno sguardo ad alcuni fatti di cronaca recente qui in Sardegna. Abbiamo diverse fonti giornalistiche. Esatto. E le useremo un po' come guida. Ci sono 4 storie principali. Un cagnolino, Kiko, che si era perso ed è stato ritrovato. Sì, una storia fortunata. Poi una notizia molto triste, un lutto improvviso che ha colpito una comunità. Purtroppo. E ancora un episodio di vandalismo da parte di ragazzi e infine un sequestro di farmaci, usati come droga. L'obiettivo è provare a capire cosa ci dicono questi eventi messi insieme. Sì, l'idea è proprio vedere come episodi apparentemente così diversi, sai, la tecnologia usata bene, il dolore condiviso, ma anche problemi sociali come il vandalismo o l'abuso di sostanze, come tutto questo si intreccia nella vita di una comunità. Allora, partiamo dalla storia a lieto fine, quella di Kiko, scappato domenica da Serramanna. Giusto. È arrivato fino a Cagliari. Sembra incredibile, forse ha preso un treno, non si sa bene. Addirittura. Ed è stato ritrovato in Piazza del Carmine. Merito di una passante e soprattutto delle condivisioni sui social. Decisive, pare. Eh sì. Dopo un paio di giorni in un dog hotel ad Assemini, è tornato a casa. Sembra proprio, come dire, un piccolo miracolo grazie alla rete. È interessante, vero? Come la tecnologia, in questo caso i social, possa davvero catalizzare la solidarietà. Sì. La storia di Kiko ci fa vedere una comunità attiva che si mobilita in fretta per un obiettivo comune. Supera anche le distanze fisiche, no? Tra Serramanna e Cagliari. È un lato, diciamo, costruttivo dell'interazione digitale. Certo, e da questa solidarietà, diciamo quasi spontanea, passiamo a un altro tipo di legame comunitario. Quello che emerge nel dolore. Purtroppo. A Monserrato c'è grande tristezza per la scomparsa improvvisa di Mario Picciau. Aveva 50 anni, finanziere, sposato, con 3 figli. Una tragedia improvvisa? È successo questa mattina, sulla provinciale 15, tra Sinnai e Maracalagonis. Un malore mentre era con la moglie. I soccorsi, purtroppo inutili, anche l'elisoccorso. Mamma mia. Il sindaco, Tommaso Locci, ha espresso il cordoglio di tutta la comunità. Lo ha ricordato come una persona splendida, molto attiva in paese. E qui si vede l'impatto profondo, no? Quando viene a mancare una persona conosciuta, stimata. Sì. Colpisce tutta la comunità. Le parole del sindaco sottolineano proprio questo, il valore dei legami personali, il ruolo positivo che persone come lui hanno nel tessuto sociale. Ci ricorda insomma la fragilità umana. Vero. E quanto sia importante stare uniti nel momento del dolore. Cambiamo decisamente registro. Sì, siamo a Selargius, quartiere Suplano. Le telecamere hanno ripreso dei ragazzini, proprio ragazzini, che danneggiavano un parco giochi in via Montebianco. Cosa facevano? Usavano delle travi staccate, sembra per simulare una lotta. Il sindaco, Gigi Concu, ha condannato il gesto parlando di ragazzini annoiati. Ha detto che cercheranno di identificarli e parleranno con le famiglie. Qui emerge un problema diverso, certo. Il degrado legato a comportamenti antisociali, forse sintomo di disagio o forse solo mancanza di senso civico tra i più giovani. Difficile dirlo. La reazione del sindaco che punta sulla responsabilità non solo individuale ma anche familiare mi sembra importante. È un segnale. Certo. Mette in luce questa tensione continua tra la cura per i beni comuni e atti che sembrano invece volerli distruggere. Un contrasto forte con la solidarietà che abbiamo visto per Kiko, per esempio. Esatto. E da un parco giochi ritorniamo a Cagliari, di nuovo in Piazza del Carmine, lo stesso luogo del ritrovamento di Kiko. Ah, davvero? Curiosa coincidenza. Sì, ma per una vicenda molto più cupa. La polizia locale ha fermato un uomo, 38 anni, tunisino. Era su un monopattino e aveva con sé 170 compresse di lirica. Lirica, il pregabalin. Esatto, un farmaco che richiede ricetta ma che purtroppo viene usato anche come droga da strada. Sì, un fenomeno preoccupante. L'uomo era senza permesso di soggiorno, aveva documenti di altre persone. È stato denunciato per spaccio e ricettazione. Questo sequestro tocca un punto delicato, l'abuso di farmaci legali che finiscono sul mercato nero. L'AIFA, l'Agenzia del Farmaco, ne parla da tempo. È un problema diffuso in Europa. Immagino. Il pregabalin, che serve per epilessia, ansia, diventa una sostanza psicoattiva illegale. Bisognerà capire da dove arrivavano queste compresse. Furti in farmacia, ricette false, il dark web. Già. E fa impressione la coincidenza del luogo. Piazza del Carmine.
teatro di un ritrovamento felice e, quasi nello stesso momento, di un'operazione antidroga. Mostra proprio la complessità, le contraddizioni degli spazi urbani. Quindi, mettendo insieme questi 4 pezzi, la solidarietà digitale per un cane, il lutto condiviso, il vandalismo giovanile, l'abuso di farmaci, che quadro ne esce? Beh, direi uno spaccato molto realistico della vita di oggi nelle nostre comunità, con le sue luci, fortissime a volte, e le sue ombre altrettanto dense. Sì. La stessa piazza può essere simbolo di speranza e di degrado, quasi contemporaneamente. Emerge forte il ruolo della comunità, che sia quella digitale, quella che si stringe nel lutto, o quella rappresentata dalle istituzioni come sindaci, polizia. Certo. Nel rispondere a sfide diversissime. C'è sempre questa tensione, mi sembra, tra azioni costruttive e forze distruttive, che convivono nello stesso posto, nello stesso momento. Forse è questa la realtà delle nostre comunità oggi. Bene, direi che per oggi ci fermiamo qui con questa analisi delle notizie locali. Resta una domanda aperta forse per chi ci ascolta. Osservando queste dinamiche così diverse, la solidarietà, il dolore, il disagio giovanile, la criminalità legata alle dipendenze, quale di questi aspetti oggi richiederebbe un'attenzione, prioritaria, per provare a rafforzare davvero il benessere e la sicurezza delle nostre comunità?